Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole tra noi. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'avvocato, giornalista, saggista Anna Maria Bernardini De Pace, che dovrebbe già essere in collegamento. È con noi, avvocato? Eccomi, ci sono, eccomi, buongiorno. Buongiorno e benvenuta su Radio Libertà. Grazie, è un piacere. Tenevo particolarmente a confrontarmi con lei oggi perché ho visto che partendo da un dibattito televisivo, a proposito del caso Open Arms, ha messo sul tavolo un argomento che era rimasto molto a immagini, anche qui presi un po' dall'isteria della cronaca, quindi dalla ringa comizio del PM, le risposte del ministro, insomma uno sta dietro alla giornata e rischia poi di perdere di vista invece degli elementi strutturali. Sostanzialmente, mi corregga se sbaglio, nel caso le chiedo di spiegare questa posizione, a un certo punto lei in un salotto TV ha sbottato e ha detto ma sapete cos'è un sequestro? Cioè lei mette in discussione da un punto di vista tecnico giuridico che stia in piedi l'accusa di sequestro di persona. Ecco, volevo che illustrasse ai nostri ascoltatori il perché. Infatti non ho proprio capito come hanno fatto questa pensata geniale i giudici, dal momento che sequestro di persona vuol dire è un reato per il quale si toglie la libertà a qualcuno di muoversi. Ora, nel caso di specie, in quel Salvini non ha fatto entrare in porto una nave, non è che ha impedito alla nave di uscire e di andare verso la libertà tenendola costretta nel porto, anzi nel momento in cui la nave si trovava fuori dal porto era libera di andare dove volesse, quindi c'è la libertà di uscire, di andare, ma non c'è nessun obbligo nel momento in cui non la fa entrare, non sono obbligati a fare niente il comandante della nave e tutti i presenti sulla nave. Quindi mi riesce difficile immaginare come sono arrivati a ipotizzare una situazione di questo genere, perché anche se dicesse perché sono rimasti bloccati sulla nave, non è certamente Salvini che lo ha deciso, ma il comandante che da più giorni teneva tutte quelle persone sulla nave malgrado un porto in Spagna si fosse dichiarato disponibile a riceverlo, malgrado ci fosse il porto di Malta più vicino di quello italiano. Sono state scelte e decisioni del comandante, non certo di Salvini. Certo, È chiaro, l'ho detto bene o lo ripeto? No, perché io mi accaloro quando io sono figlia di un magistrato e vedere i magistrati che stanno in questi periodi, in questi ultimi decenni, si stanno comportando non da persone equilibrate, ma quasi come se avessero un impegno politico da assolvere, mi fa male, mi dà fastidio, perché sono vissuta secondo un'educazione totalmente diversa della magistratura. Certo, la riassumo malamente. Lei dice manca la precondizione logica per contestare un sequestro di persona, fondamentalmente. Sì, impedire a qualcuno di uscire, di muoversi, di andare da qualsiasi parte. Non c'è stato solo un divieto di entrare, non di uscire. Se era dentro e non lo facevano uscire aveva un senso, ma essendo fuori dal porto potevano andare dovunque, in qualsiasi oceano, senza che nessuno mai li avrebbe fermati. E posso chiederle, si è fatta un'idea del perché un elemento così clamoroso e che, come dire, smonta così alla radice questo procedimento, come mai non è venuto a galla come meritava? Come mai non è stato tenuto in considerazione?
Non lo so, non riesco. Quando le ho detto i giudici non so più come ragionano, qui la specie è un pubblico ministero che ha ragionato, non un giudice. I magistrati si dividono in magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Certo. È chiaro che i magistrati inquirenti vogliono far valere il loro principio perché sia sottoposto a processo qualcuno e quindi forse forzano un poco la logica delle cose per far vedere che hanno un'idea interessante, però secondo me non è un'idea intelligente e io sapendo che sarà ottimamente difeso suppongo che questa mia convinzione che ho espresso venga applicata anche dal suo difensore. Certo, e poi insomma ci sono, come giustamente ha ricordato lei, i magistrati giudicanti che speriamo non siano preda di questa bolla ideologica, qualunque cosa decidano, ecco, mettiamola così. Ma può essere, i magistrati inquirenti hanno già dimostrato di esserlo perché non credo che siano ignoranti per definire sequestro di persona questa situazione, per cui forse sono forzati dalle loro ideologie politiche. I magistrati giudicanti in genere sono molto più equilibrati e comunque decidono dopo un dibattimento nel quale devono ascoltare anche le argomentazioni della difesa. Certo, e invece si è fatto lei giustamente dice la storia proprio è surreale il percorso in mare, nel senso che c'era la possibilità di Malta, nel senso che c'era la possibilità della Spagna, tra l'altro offerta in modo reiterato dalla Spagna a una nave che batteva bandiera spagnola. Appunto, ecco, mi ero dimenticata di dire, la nave per di più batteva bandiera spagnola, certo. E come mai, come dire, una serie di no, uno in fila all'altro bisognava arrivare in Italia per forza e se sì perché? Certo, perché il comandante era programmato, non so da chi e come, ma evidentemente era programmato a creare uno scandalo per mettere in crisi le decisioni, i programmi che aveva in quel momento il Ministero e che giustamente Salvini ha fatto valere. Tra l'altro ha fatto valere lui delle decisioni corali, comuni, non l'ha fatto valere da solo. Anche qui è strano, perché lui mandato da solo sotto processo quando era una decisione. Tra l'altro io trovo in questo comportamento della magistratura, vorrei essere smentita, ma trovo che ci sia una vergognosa infiltrazione del potere giudiziario nel potere esecutivo, quando dovrebbero essere i poteri dello Stato, come dice la nostra Costituzione, assolutamente indipendenti. E poi si lamentano quando, per esempio, il potere esecutivo fa un commento, non è che agisce, ma fa un commento sui giudici o su quello che hanno fatto i giudici o sulle sentenze dei giudici. Qui c'è proprio un'infiltrazione nel momento in cui prendi uno del potere esecutivo e lo metti sotto processo, tra l'altro con un reato con una figura di reato che non sta in piedi. Sì, chiarissimo. Diciamo che cioè, la cosa un po' bizzarra da un punto di vista di uno Stato di diritto liberale è che a Salvini viene contestata una linea politica che può piacere o no, ma insomma non è giustificato quello sconfinamento di cui parlava lei. Esattamente questo, è proprio altro che sconfinamento, c'è un tentativo di schiacciare un potere dello Stato che dovrebbe essere assolutamente indipendente. Sarebbe la stessa cosa se il governo improvvisamente mettesse sotto processo tutti i giudici o quei giudici che fanno determinate cose, quei magistrati che fanno determinate cose. Fortunatamente ce ne sono tanti validissimi e io li vedo tutti i giorni, però ce ne sono altrettanti che creano inquietudine e imbarazzo. Sì, qui è stata eufemistica anche lei, diciamo. Prima sono stato eufemistico io, ma no, al di là di questo, diciamo questa diciamo attacco di un potere all'altro non è una novità del caso Salvini, no, mi sembra abbia radici storiche, forse almeno dal 1992. Volevo chiedere cosa ne pensa, quando nasce, perché nasce questo squilibrio, diciamo, no? Il fatto che a un certo punto in Italia salta l'equilibrio tra poteri dello Stato. Perché è successo? Allora, secondo me è successo quando nel 1962 sono nate
le correnti politiche all'interno dell'associazione dei magistrati, all'interno della magistratura. Secondo me, secondo quello che io ho imparato da mio padre, un magistrato deve essere alieno da qualsiasi impostazione politica della sua vita, del suo modo di fare. Poi nel segreto, il voto è segreto non per caso, perché ci sono delle persone che non lo devono rivelare. Secondo me gli insegnanti, i magistrati dovrebbero tenersi, tutti i professori universitari dovrebbero essere assolutamente riservati sulle loro impostazioni politiche, mentre invece nel 62 ci sono state tutte queste, sono nate tutte queste associazioni, chi di destra, chi di sinistra, chi di centro, che hanno cominciato a creare pressioni sui poteri dello Stato, a creare pressioni anche all'interno della magistratura per la posizione della magistratura su alcune sentenze penali o civili che fossero, e anche il fatto di prendere posizione, per esempio, con una collaborazione assolutamente fuori luogo con i giornalisti di determinati giornali, ha creato, a mio parere, una sfiducia assoluta nella magistratura come oggi c'è, e io lo sento tutti i giorni dai clienti che vengono al mio studio, ma ha creato anche un imbarazzo di chiunque, tornando alla parola che ho usato prima, nei confronti del magistrato, perché in uno Stato nel quale non c'è una giustizia limpida, leale, corretta e rapida, non è uno Stato libero. E quindi di chi è la colpa? Della magistratura? Della magistratura, di queste correnti e delle ideologie che si sono infiltrate in un potere enorme, perché il potere dei magistrati è enorme, è un potere che consente di indirizzare non solo la vita privata delle persone, ma anche la vita pubblica. Indubbiamente, infatti volevo chiedere, poi c'è stata un'evoluzione ulteriore però, perché giustamente lei dice a un certo punto la magistratura si autoassegna il compito di incalzare la politica, diciamo. Però molto presto questo si traduce nell'incalzare una certa parte politica, cioè no, non la politica tout court, perché da Tangentopoli condotta quantomeno con strabismo, a tutto il ventennio berlusconiano dove l'assedio giudiziario veniva anche teorizzato espressamente, in ultimo a casi come quello Salvini, cioè l'attacco sembra sempre a una certa parte politica per dare sponda a una sinistra in difficoltà. Questo perché, come dire, perché hanno proprio indossato una casacca alcuni magistrati, quelli di cui stiamo parlando ovviamente, non l'intero, ecco. Perché insomma sono 20 anni che abbiamo la forza della sinistra, avevamo per 20 anni avevamo la forza della sinistra al governo. Questa forza della sinistra con alleanze con i giornali e con i magistrati è stata si è fatta sentire, si è fatta vedere. È chiaro che i magistrati si sono appoggiati alla sinistra, si sono appoggiati alla destra, perché era la sinistra che aveva valore, e i giornali di sinistra, perché sono sempre gli stessi che escono con le rivelazioni delle inchieste della magistratura, e quindi hanno dimostrato di avere una alleanza forte, convinta, e comunque è la sinistra, cioè non abbiamo mai sentito espressioni della magistratura di destra o giornali di destra che rivelassero sfondi e sottofondi di inchieste della magistratura. Forse ci sono più giudici di sinistra che di destra, non lo so, o forse quelli di sinistra, magistrati, non giudici, perché sono più magistrati che giudici, o forse i magistrati di sinistra hanno più il senso di volere il potere a tutti i costi, o forse i giornali di sinistra sono molto più abili nell'avvicinarsi e quindi nel creare anche notorietà a questi magistrati che vogliono essere noti, perché forse i magistrati hanno anche loro, come tutti, nel mondo dei social, il desiderio di visibilità. Non lo so, non l'ho analizzato a lungo il fenomeno, però caro Giovanni mi ha dato un'idea, da domani approfondisco anche nei termini proprio dell'istinto, della volontà e degli obiettivi di questi magistrati così vicino alla sinistra.
Però lei giustamente ha anche scomodato l'altro lato della medaglia, no? Di quello, se vogliamo, che Giuliano Ferrara chiamava circo mediatico giudiziario, cioè perché poi c'è la mia categoria, no? Poi c'è l'aspetto appunto dei giornali. Volevo chiederle, da avvocato, visto che è una polemica ricorrente anche in questi giorni, le intercettazioni, cosa si può pubblicare, cosa no, come trova da avvocato il fatto che spesso la vita di persone innocenti fino al terzo grado di giudizio viene, diciamo, scarnificata su alcuni giornali? Cioè, lei come la vive? Dunque, sono tutte, le vivo malissimo, perché poi vedo che le persone di destra sono innocenti al primo colpo, alla prima voce, le persone di sinistra fino al terzo grado di giudizio. Allora io ho visto lo scempio che viene fatto, io non sono leghista, non sono di Forza Italia, non sono di Fratelli d'Italia, io sono anarchica e quindi mi sento il potere di poter dire le cose senza dar fastidio a nessuno. Non sono certo un'anarchica di quelli che fanno degli anarchici che fanno insurrezioni e terrorismo, però combatto tutti i giorni per la libertà autentica e non la libertà di dire le cose che altri mi obbligano a dire, perché questo succede poi in realtà nei partiti politici. I giornali sono diventati importanti, soprattutto i giornali che hanno fatto più che l'occhiolino, l'abbraccio, la stretta di mano, qualsiasi cosa al governo negli ultimi 20 anni. Vediamo quali sono i giornali nei quali escono le cose, vediamo quali sono i giornalisti, li vediamo nei talk televisivi che dicono tutti le stesse cose e quando devono parlare del governo, per esempio, fanno delle critiche tutte uguali, ma non dicono mai niente di costruttivo, così come fanno i politici di sinistra, sembrano l'eco delle parole dell'opposizione, quelli di questi giornali, e la loro forza forse è nell'avere in questi 20 anni creato delle forme di potere nel sottogoverno e quindi continuano ad avere potere. Ah, sicuramente sono stati più bravi, via, mettiamola così, in quest'arte del Molto più sottogoverno. bravi, certo, ma perché avevano un bel programma che hanno attuato e sono stati aiutati. Sappiamo benissimo che cambiano, quando cambiano i governi, cambiano quelli che le facce che si vedono, ma non cambiano quelli che sono all'interno dei palazzi, che sono migliaia e potenti. Quindi se si vuole fare una cosa ci si può far aiutare meglio, no? Indubbiamente. Noi facciamo una pausa per uno spot solo di 30 secondi, poi le volevo chiedere un'altra cosa sul caso Salvini invece. Ok. A tra poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Rieccoci, stavamo parlando con l'avvocato libertaria, diciamo, si è definita per sintetizzare, Anna Maria Bernardini De Pace, a cui volevo sottoporre questa cosa che mi ha colpito, perché ma anche da cronista salta all'occhio, no? C'è un precedente rispetto al caso, cioè ce ne sono tanti, ma c'è un precedente significativo rispetto al caso Open Arms, caso Diciotti. Ora lo diciamo subito per i soloni. Qual era quello di Lamorgese? No, è quello sempre di Salvini, ma diciamo la Diciotti non è una nave che ONG. si è risolto senza problemi, come mai? Esatto, a me ha stupito questo, volevo leggerle quello che scrisse il PM di Catania Carmelo Zuccaro, che per un caso analogo, nel senso che il ministro, perché attuava la linea politica di porti chiusi, tenne ferma la nave Diciotti, fu indagato a Catania con le stesse accuse che gli muovono a Palermo sostanzialmente, ma a Catania venne chiesta l'archiviazione e questo PM Carmelo Zuccaro, che non credo sia uno scatenato elettore leghista, scrisse quanto segue. Il ritardo nello sbarco è giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per il principio della separazione dei poteri. Bravo, questa è la risposta. Di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti. E faccio una domanda, la semplifico brutalmente, ci abbiamo fatto anche un titolo sul sito di Radio Libertà. Ma perché Montesquieu vale a Catania e non vale a Palermo?
Perché un giudice è di sinistra e non è corretto dal punto di vista politico, l'altro invece magari è di sinistra, però è rispettoso della separazione delle carriere, è rispettoso della sua professione e ha fatto esattamente quello che bisognava fare. Io non l'avevo letta questa cosa, ma è questa la risposta vera a Salvini da parte dei giudici in questo processo dovrebbe essere quella di quel giudice. È una linea politica, pertanto il magistrato non può entrare, criticare, interrompere, giudicare una linea politica. Perfetto, bravissimo questo giudice di Catania. Sì, diciamo che basterebbe in effetti ripetere queste poche parole. Ma diciamo, voglio rilanciare, le sottopongo un'altra cosa detta da 2 magistrati in questo caso. Questo che sto per dire è una delle rivelazioni che ha contenuto nel libro Il Sistema, che ha scritto il direttore del giornale, che entrambi conosciamo vagamente, Alessandro Sallusti, Sì. insieme a Palamara, ovviamente che scoperchiò una serie di sbavature, irritualità, forse anche ipotesi di reato, diciamo, nel mondo della magistratura. Ma io ora mi riferisco allo scambio che avvenne tra un PM di Viterbo, credo, che si è riferito sempre a uno di questi casi di sbarchi impediti, scriveva a Palamara, che allora era un magistrato potentissimo ed era nel CSM, gli scriveva: beh, però onestamente a me sembra che il ministro Salvini stia tentando di contrastare il reato di immigrazione clandestina. A me onestamente sembra che abbia ragione, no? Gli scriveva quasi dispiaciuto. E Palamara gli risponde: sì, ha ragione, ma adesso dobbiamo attaccarlo. Cioè, in un altro paese questa cosa creerebbe uno scandalo, c'è altro che Watergate, no? Perché è l'esplicitazione di un gioco truccato. In Italia è passata via come acqua fresca, diciamo. E lo so perché è passata via come acqua fresca, perché tutti quelli che giudicano, commentano, fanno, eccetera, sono d'accordo nel dire ma adesso dobbiamo attaccarlo. E quindi si guardano bene dal dire. Probabilmente sarà stato commentato da giornali di destra o da persone obiettive, però è passato sotto silenzio, mentre invece titoloni sui giornali di sinistra non ce ne sono stati. E questo è il motivo. Palamara, devo dire che nell'orrore delle cose che ha fatto lui assieme agli altri, poi ha dimostrato di essere un uomo educato, corretto e onesto, dichiarando, rivelando e pentendosi. Cioè tutti nella vita facciamo sbagli. Lui è entrato a pie pari in un sistema, si è lasciato coinvolgere, si è preso tutti i vantaggi di questo sistema, ma poi ne è uscito vergognandosene e scusandosi. Secondo te non è stato positivo questo fare? Sì. Invece altri si sarebbero messi a negare per una vita. No, non c'è dubbio. Tra l'altro io ho trovato insopportabile il gioco successivo per cui subito si è provato a dire che Palamara era la pecora nera, no? Infatti, mentre il sistema era terribile. sano. È vero anche questo, cioè Palamara era la pecora nera in un gregge enorme di pecore nere e si è fatto un bagno in varechina con la sua intelligenza, è stato bravissimo. Sì, tant'è che Salvini lo ha ringraziato, diciamo, della successiva onestà intellettuale, ecco. Certo. Si è comportato bene, prima male e poi bene, tanto, cioè anche nei confronti dei nostri figli quando fanno marachelle o cose peggiori, nel momento in cui si scusano, capiscono, noi li perdoniamo. Non vedo perché non dovessimo farlo con uno che ha avuto il coraggio della verità. E come diceva Che Guevara, la verità è rivoluzionaria e lui è stato rivoluzionario. Beh, dopo la citazione di Che Guevara su Radio Libertà siamo, come dire, proprio trasversali, e quindi sono felice che lo siamo. Ma no, al di là di questo... Vabbè, ma l'onestà è anche questa, cioè io sono pluralista, come credo che lo sia anche tu, quindi vanno bene tutti i pensieri, però ciascuno deve poter criticare l'altro o apprezzare l'altro. No, certo, la differenza tra un'ottica liberale e un'ottica totalitaria, quindi sfonda una porta aperta da queste parti, non c'è dubbio. Volevo chiedere anche questo, perché a volte forse però rischiamo nella bolla, no, degli opinionisti, dei cosiddetti addetti ai lavori o ai livori, dice Dago Spia, ma di pensare che questa giustizia malata, squilibrata, abnorme,
no, sia un problema appunto che coinvolge politici, pezzi grossi, però volevo chiedere, nella sua esperienza di avvocato, ovviamente lei ha trattato cause anche di persone famose, chiaramente, però insomma questo squilibrio poi va a incidere anche nella vita concreta delle persone, cioè non è una cosa Sì. accademica, no? Ecco, volevo che magari spiegasse come poi nella quotidianità questa giustizia un po', come dire, non totalmente equilibrata può incidere nella vita delle persone, ecco. Ma certo, per forza, perché se un giudice che deve giudicare ha una mentalità fortemente di sinistra, è chiaro che ha un atteggiamento diverso nei confronti magari di un imprenditore ricchissimo oppure di un dipendente. E quindi sta attento alle cose, non dico per punire chi è secondo lui, secondo questo giudice, chi appartiene a un partito differente, ma mette il proprio comportamento a disposizione della propria idea politica, e si vede e si capisce. Cioè, io ho visto punire delle persone proprio per l'acrimonia di un giudice che non meritavano di essere punite, ma anche quando io ero dall'altra parte. Cioè, ho visto un atteggiamento persecutorio nei confronti di donne che non lavoravano, per esempio, dicendo ma perché lei pretende un assegno di mantenimento, perché non ha lavorato? Quando il non lavorare è sbagliato, perché io sono del parere che se uno non ha il potere economico nella famiglia è sempre troppo legato e deve essere sottomesso all'altro, per cui le donne devono anche poco, ma devono lavorare. Certo. E invece ho visto delle giudici donne mettersi contro delle donne che non avevano lavorato, per esempio perché una aveva una madre paralitica, un'altra era il marito che voleva, perché il marito era sempre in giro, qualcuno coi figli doveva restare. Scelte comunque condivise nell'ambito di un piano familiare, e queste donne massacrate perché non avevano fatto una scelta, chiamiamola così, comunista. E non è giusto questo, purtroppo capita spesso. No, indice proprio di pregiudizio, certo. Sì, è pieno, lo so, quando io dico i giudici devono avere il giudizio e non il pregiudizio, ma hanno anche il pregiudizio. Se per esempio c'è un giudice che è stato tradito dalla moglie, povere quelle mogli che si trovano a dover avere lo stesso che un giudice che ha, se è una giudice donna che ha un marito che si comporta in un certo modo, tutti i mariti che capitano, lei non ha il coraggio di separarsi dal suo, ma i mariti che capitano sotto di lei vengono massacrati. C'è stato non so se mi pare un professore universitario che ha scritto che Galazzo mi pare che si chiami, che ha scritto che le donne in magistratura sono troppe e fanno valere troppo le loro problematiche. Sì. Tutte si sono indignate, ovviamente. È stato linciato dal politicamente corretto. Linciato dal politicamente corretto, le suffragette femministe, ha fatto una... però che venissero a vedere in tribunale, è vero. E ci sono dei giudici, anche per esempio delle donne giudici che vengono in tribunale, a parte le facce completamente rifatte, ma non lo posso dire perché è body shaming, però vengono con i pantaloni aderentissimi, con i seni di fuori dalle camicie. Cioè, secondo me l'abito fa il monaco. I giudici dovrebbero stare con la toga sempre, e invece no. E non c'è neanche autorevolezza in un giudice che si presenta coi pantaloni stretti e le labbra gonfie e il seno di fuori. Non c'è, perché una che vuol dire che non è sicura di se stessa, come fa a fare una sentenza? No, chiaro. No? Beh, assolutamente. Cioè, domani non posso andare in tribunale. Da domani non posso andare in tribunale. Lei dia la colpa al direttore di Radio Libertà, non tanto qui piove sul bagnato, insomma. No, ma non è un problema, io sono un'anarchica combattente, per cui combatterò di più domani, non è un problema, libertaria, anarchica, combattente. Questo è abbastanza evidente. È giusto che io dica quello che penso, se interessa qualcuno, se non interessa qualcuno spegne la radio, no? Sì, ma non lo farà e non fatelo, ma perché sono strasicuro che interessi. No, volevo dire, però a volte è curioso, perché a volte c'è un pregiudizio invece, diciamo, positivo verso l'imputato. A cosa mi riferisco? Accade
è cronaca, magari quando l'imputato è rom o di fede musulmana, sono state Eh, messe delle sentenze riferite a casi di violenza domestica molto pesante, cioè molto molto pesante, per cui però nella loro cultura c'è un contesto culturale da capire, quindi l'imputato è stato assolto, ha avuto pene molto molto edulcorate. Io ho letto queste sentenze, era a Torino e trovo vergognoso, perché la legge è legge. Allora noi siamo, pensi che io, visto che la legge è legge, visto che noi abbiamo anche nel codice penale dei reati di maltrattamento, di lesioni sulle persone, io qui in Italia, chi pratica determinate, lei sa che i musulmani fanno determinate pratiche sulle donne che sono lesioni dei genitali femminili. Certo. Io non lo permetterei, io andrei ad arrestare tutti quelli che lo fanno. Non c'è dubbio. Io trovo sbagliato che noi accettiamo tutto questo. Perché lo accettiamo? Lo accettiamo per questa sottomissione agli altri che mi fa orrore, cioè non si può. Ci sono sempre le suffragette di sinistra che dicono non si può parlare di nazione e di patria perché il mondo è un globo. Per me non è così. La storia della mia patria io la voglio mantenere, la cultura, la Costituzione, le leggi, le devo rispettare. Non posso accettare che non le rispettiamo perché arrivano persone di culture diverse. Ognuno abbia la sua cultura, la sua legge, ma non si permetta di interferire su quella degli altri. Però se vieni in Italia devi rispettare la mia di legge, non la tua. Certo, anche perché qui chiedo alla donna, diciamo, anarchica combattente, spesso i progressisti poi diventano alleati, non so se volontari o involontari, dei peggiori Ma oscurantisti. Dove? Non continuiamo a dire che mi fa piacere, questo mi fa piacere. Questo suo sfogo mi fa piacere, perché diventano alleati dei peggiori oscurantisti poi di fatto. Appunto, e questo è tremendo, alleati, ma io ho il terrore degli islamici in Italia, cioè io ho letto tutti i libri di Oriana Fallaci, le ho anche parlato perché l'ho conosciuta e penso che se oggi fosse qui diventerebbe il Presidente della Repubblica perché tutto quello che ha detto è avvenuto. Noi ci siamo sottoposti e assoggettati a chiunque tranne che a noi stessi, che è assurdo. Cioè questa mentalità da schiavo non è di un progressista. Infatti, tutt'altro, però lei mi ha citato Oriana Fallaci, oltre a commuovermi, allora non posso non chiederle un ricordo personale, visto che l'ha conosciuta, ecco, ci ha interagito personalmente. Allora, l'ho conosciuta perché era molto amica di Feltri, certo. Viveva per un certo periodo in una casa di Feltri dietro casa mia in Piazza Duse. L'ho conosciuta un giorno che stava scendendo da questa casa, era con Feltri, stava andando in macchina, Feltri me l'ha presentata, lui ha detto cose carinissime di me e lei l'unica cosa che ha detto si vede nel fuoco che ha negli occhi, che qualche cosa ci dirà. Una cosa di questo genere, insomma, adesso le parole precise non le ricordo. Detto da Oriana Fallaci. Ecco, ma io mi sono emozionata perché proprio conoscevo tutti i suoi libri, perché secondo me Lettera a un bambino mai nato è un capolavoro di poesia e di emozione, ma a parte tutti gli altri e tutti i suoi principi politici, ma è un capolavoro perché io l'ho letta, io sono stata una che ha combattuto con Pannella e a fianco di Pannella perché ci fosse l'aborto, perché una scelta deve essere libera, però io sono antiabortista in un modo eccessivo anche, perché considero un delitto, anche se è stato depenalizzato con la legge dell'aborto. E quando un antiabortista come me, mi sto commuovendo, legge Lettera a un bambino mai nato, si rende conto di che follia è l'aborto. Beh, lo sostenevano anche personaggi come Pasolini e Norberto Bobbio, insomma, non due biechi non reazionari. Però è giusto che uno se decide possa decidere, solo che ha visto in questi giorni come affrontano il tema le ragazze, questa di 21 anni e altre, negli ultimi 20 anni ci sono stati 500 infanticidi, tra infanticidi e figlioccidi, vuol dire che le donne prima di tutto non hanno l'istinto di maternità, non esiste l'istinto di maternità, perché un padre può essere materno molto più di una madre. Non è vero che siccome uno ha partorito istintivamente sia madre, tant'è vero che li hanno anche uccisi. Quindi
ma soprattutto non c'è più l'educazione delle donne e degli uomini alla vita e al rispetto della vita. Sì, questo è abbastanza terribile se avviene in Occidente, no? Dove la sacralità della vita e la dignità della persona dovrebbero essere i valori cardine. Ecco. Certo, poi in Africa ci sono anche quelli che uccidono i bambini appena nati, perché per esempio se sono gemelli, perché li considerano mostri, in un certo posto dell'Africa che adesso non ricordo quale sia. Però in Occidente dovremmo avere il rispetto della vita e la nostra Costituzione si basa sul rispetto della vita, però che non c'è più perché gli insegnanti non insegnano, perché i genitori fanno gli amici, perché i giornali parlano soltanto di quello che fanno male le destre e fanno felici quelli di sinistra, così, perché ormai la vita è così, ognuno pensa a sé e fa orrore questo. Perché non si può vivere in una comunità, in una società pensando solo a se stesso e al proprio interesse e ai propri valori. No, è proprio anche una cosa impossibile fattivamente, diciamo, al di là di sbagliata. Certo. Chiudo, la ributto in politica, le faccio l'ultima domanda. Allora, a breve arriverà la sentenza. Per tutto quello che abbiamo sviscerato fin qui, la logica va verso una sentenza di assoluzione, visto che è molto traballante addirittura l'ipotesi di reato. Ma dal suo punto di vista, nel caso malaugurato arrivasse una condanna, Salvini cosa deve fare? Deve dimettersi, deve tenere il punto politico? Ma no, deve fare come fanno quelli di sinistra che fino al terzo grado di giudizio non si dimettono. Non deve fare quello che sono obbligati a fare quelli di destra e dimettersi subito. Anche perché stanno già facendo una cagnara preventiva quelli di sinistra. Nel caso arrivasse la sentenza. Ma no, c'è l'appello e c'è la Cassazione, ci mancherebbe altro. E poi questo giudice e questo PM di Catania deve essere tenuto presente dalla difesa di Salvini, che dovrà leggere quel provvedimento per far ritornare qualsiasi magistrato nell'alveo giusto della propria professione. Non c'è dubbio e speriamo che sia così e rileggiamoci ogni tanto quelle poche righe del PM di Catania, perché sono in effetti la parola finale sul caso Open Arms. Sì, un grande PM, vedi, i grandi giudici ci sono. Speriamo che la media tra i grandi e i piccolissimi sia a favore dei grandi e non degli altri. Esatto, si tiri un po' più di qua. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stata con noi. È stato un piacere parlare con lei, con un liberale vero. Spero non abbia problemi in tribunale da lunedì, ma nel caso sì, lei scarichi. Li avrò, ma li combatterò. Se non ci sono problemi, che vita è? Giusto, sottoscrivo in pieno. Buona giornata. Va bene, buon lavoro. A lei, a presto. Di nuovo.